Beni per un valore di 40 milioni di euro sono stati sequestrati a 3 medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, denunciati dalla Guardia di Finanza per i reati di truffa aggravata e falso ideologico. I 3 medici si sono spesso assentati arbitrariamente dal servizio per svolgere attività sanitarie extra-istituzionali, ottenendo indebitamente compensi non dovuti. 10 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Gioia Tauro. Nel container, imbarcato negli Emirati Arabi, sono stati trovati oltre 1000 cartoni per un totale di 50.000 stecche di sigarette Tradition. Alcune centinaia di dipendenti della MedCenter Terminal Container, la società che gestisce il porto di Gioia Tauro, hanno dato vita ad un sit-in organizzato da tutte le sigle sindacali per chiedere chiarezza sul futuro del porto. La manifestazione è in concomitanza con una riunione straordinaria del Comitato Portuale. Roberto Granieri è il giovane liceale cosentino che ha vinto la 19ª edizione delle Olimpiadi della Filosofia e si aggiudica la partecipazione alla gara internazionale che si svolgerà a Vienna il 26 maggio prossimo. Nella stessa scuola, il liceo classico Gioacchino da Fiore, anche la campionessa regionale Maria Caracciolo.